Media Nord-Est sempre più leader negli ascolti a livello nazionale e in Veneto. Un ruolo confermato anche il 13 di giugno con la diretta di oltre 16 ore che ha permesso a centinaia di migliaia di persone di seguire le celebrazioni per la festa di Sant'Antonio di Padova. Le immagini del santo che veglia il suo popolo durante il volo in elicottero resteranno nella storia dell'informazione veneta e non solo. Il grafico ufficiale Auditel di quella giornata, che vedete in sovrimpressione, mostra Rete Veneta in blu e Antenna 3 in rosso, mentre TVA, Telechiara e Telenuovo sono rappresentate con altri colori a fondo scala. Al di là della festività del santo, i dati Auditel di maggio 2020 testimoniano l'assoluta leadership delle emittenti del network Media Nord-Est. La tabella in sovrimpressione riporta i dati Auditel ufficiali totali del Veneto, sia per le emittenti nazionali che per le emittenti locali. Antenna 3 è la prima TV locale del Veneto e nona assoluta, prima del 9, e Rete Veneta è la seconda TV del Veneto e 27esima assoluta in un confronto diretto con i colossi di Mediaset, Rai, Sky e Discovery. Per quanto riguarda le altre TV locali, Telenuovo è 31esima, TVA 34esima e Telechiara 44esima. Per quel che concerne la fascia di informazione dalle 18 alle 20, di nuovo Antenna 3 è sempre prima in Veneto e settima assoluta, dopo Rete 4, mentre Rete Veneta si conferma la seconda TV locale del Veneto e al 18esimo posto assoluto, appena prima di Real Time e a 2 posizioni dalla 7. In questa classifica, per le altre TV locali, si segnala come TVA sia 28esima, Telenuovo 44esima e Telechiara 63esima. Tutto ciò è riportato nero su bianco dalle certificazioni Auditel che, come detto, riguardano l'intera regione del Veneto, mentre è bene ricordare che non esistono dati Auditel, quindi ufficiali e verificati, relativi alle singole province o a determinate aree. Si tratta di numeri, è vero, ma dietro ognuno di questi dati c'è un lavoro portato avanti con passione e grande professionalità da tecnici, operatori, giornalisti e da tutta la struttura del gruppo Media Nord-Est. Ed il vostro sostegno, dimostrato da questi risultati di ascolto, testimonia che è valsa la pena per ogni minuto, per ogni secondo di diretta, di informazione, di approfondimento. Noi saremo sempre al vostro fianco.